vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloci, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi continueremo la nostra avventura in single player affrontando il 17° Gran Premio, ovvero il Gran Premio dell'India. Allora, come potete ben vedere, ci ritroviamo al terzo posto della nostra classifica piloti, al quarto posto ritroviamo ovviamente il nostro caro Jenson Button, e questo Gran Premio potrebbe essere un'ottima opportunità per incrementare il nostro vantaggio ed avvicinarci, come dire, alla sua scuderia, ovvero la McLaren Mercedes. Quindi, prima di catapultarci direttamente all'interno dei box Williams per capire più o meno l'assetto che sono riuscito a stilare, la posizione per questo nuovo Gran Premio, vedremo un po' qualche caratteristica del circuito. Vediamo un po'. Eccoci all'ultima curva del circuito internazionale Bud in attesa del giro di prova. Qui è importante mantenere una guida fluida. In questo punto il DRS e il KERS sono disponibili durante le qualifiche. I box sono alla tua destra, mentre a sinistra compaiono i cartelli che ti indicano quando frenare. Scala dalla settima alla seconda e non avere fretta di accelerare, perché se finisci sul cordolo in uscita puoi perdere la traiettoria. Ora sali verso la terza curva e non strafare o rischi di perdere il controllo del retrotreno in qualsiasi momento. Fai attenzione alla trazione in uscita e non toccare troppo il cordolo. Qui il DRS è nuovamente disponibile e il giorno della gara puoi usare questo tratto per superare eventuali avversari mentre ti lanci verso la quarta curva e il lungo rettilineo successivo. Ecco comparire il cartello dei 100 metri, scala in seconda e fai in modo di non bloccare le ruote anteriori, perché qui la pista si abbassa lungo la collinetta in direzione di un'insidiosa sezione, una doppia curva a sinistra, la quinta e la sesta. Scala le marce e fai attenzione alla velocità d'entrata a metà curva, perché puoi facilmente finire sull'erba a destra. Evita il cordolo a destra e a sinistra dell'ottava e della nona per non rischiare di perdere la traiettoria. Imbocca la decima curva ad alta velocità e mantieni lo slancio. Sentirai la forza di gravità che preme sul collo. Questa curva è impegnativa perché si restringe in uscita. Sposta la vettura di nuovo a destra prima della veloce serie di curve a sinistra e a destra, la 13ª e la 14ª. Ora segui la collinetta e al cartello dei 100 metri rallenta e ingrana la terza. La pista si abbassa e la monoposto tende ad andare in sottosterzo mentre scendi verso l'ultima curva. Frena e scala in seconda, ti aspetta una curva stretta. Sii paziente, aspetta che il retrotreno abbia piena trazione. Accelera, sfrutta il DRS e ancora il KERS ed ecco tagliato il traguardo. Bene, come potete ben vedere, il nostro circuito è uno dei più veloci, come dire, uno dei più insidiosi ed è particolarmente veloce, quindi vedremo un po' di affrontarlo nella maniera migliore. Però adesso vedremo un po' di arrivare direttamente al nostro box Williams per capire più o meno quello che abbiamo combinato nelle ultime settimane. State a vedere! Eccoci all'interno del nostro box Williams. Come potete vedere, i nostri cari meccanici sempre alla nostra sinistra, alla nostra destra. Ritroviamo anche diversi tifosi in questa calda giornata estiva. Ritroviamo 24 gradi appunto esterni. Sicuramente ci sarà una temperatura dell'asfalto che raggiungerà sicuramente i 33-34 gradi, quindi ci sarà un'usura dei pneumatici molto elevata. In questa gara, come dire, avremo i nostri freni migliorati per quanto riguarda il tubo di raffreddamento. Abbiamo ottenuto una particolare miglioria del 5%, ovvero avremo una riduzione del consumo grazie alla tecnologia ricerca e sviluppo attuata appunto durante le prove libere. Allora, abbiamo 15 giri da affrontare partendo dalla 15ª posizione. Il nostro caro Pastor Maldonado parte ben 2 posizioni davanti a noi e cercheremo quindi di scalare le classifiche per raggiungere, come dire, la pole position che per adesso è stata conquistata da Fernando Alonso, che è seguito da Mark Webber, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Perez e Jenson Button, che ricopre la 6ª posizione. Ovviamente il nostro obiettivo è superare il nostro concorrente, ovvero il nostro Jenson Button, che per adesso detiene il titolo di rivale. Allora, vediamo un po' quello che sono riuscito a combinare per ottenere quindi questo 15° posto. L'assetto che sono riuscito a stilare è un assetto adatto quindi alle condizioni del circuito, un angolo a lettone anteriore e posteriore molto basso per ottenere una grande velocità massima nei 2 rettilinei principali e per sfruttare una velocità, come dire, massima di 330-334 km/h. Per quanto riguarda invece la frenata, stiamo utilizzando una pressione come al solito elevata per sfruttare una grande frenata, soprattutto dopo velocità massime ovviamente dovute ai grandi rettilinei, e un bilanciamento impostato più sul posteriore che sull'avantreno in modo tale da ottenere un sovrasterzo che ci aiuterà per affrontare le curve nel secondo settore.
Per quanto riguarda invece la barra antirollio mi sono basato molto più sulla reattività e sulla trazione della nostra autovettura a scapito dell'aderenza in curva, quindi dovremmo mettere un po' di abilità per essere più competitivi nel secondo e nel terzo settore, dove ovviamente le curve si fanno più strette e più impegnative. Per quanto riguarda le sospensioni, nonostante tutto il circuito sia un circuito ovviamente colmo di dislivelli, ho impostato un'altezza dal suolo anteriore e posteriore sotto la norma in modo tale da essere più rapido, più reattivo e soprattutto avere un'ottima accelerazione nelle ripartenze, che sono davvero diverse. Grazie alla rigidità della molla anteriore e posteriore, settate appunto nei valori che potete ben vedere, sono riuscito a ottenere un tempo davvero ottimo in qualifica, che corrisponde a circa 1,29,900, quindi davvero una grande reattività ci permetterà di essere competitivi. Ovviamente dovremo mischiare il tutto a una grande fortuna e accompagnata da un po' di abilità anche in curva, mentre per quanto riguarda il cambio ritroviamo delle marce non proprio lunghe, ma potremmo denominarle semilunghe, visto che abbiamo una velocità massima che sfiora i 339 km/h con DRS attivo e una prima marcia che oscilla tra i 139 e i 140 km/h per ottenere una grande ripartenza nelle fasi del circuito un pochino più insidiose. Per quanto riguarda la testata del motore utilizzeremo l'unità numero 5 al 96% di integrità, che eroga una potenza abbastanza consistente e ci permetterà quindi di essere competitivi al massimo. Per quanto riguarda invece la campanatura otterremo una grande accelerazione in rettilineo a scapito della nostra stabilità in curve. Sicuramente il pilota dovrà mettere di suo in questa gara, che è una delle gare più importanti per ovviamente la scelta del nuovo volto McLaren. Allora vediamo un po' per quanto riguarda la strategia di gara. Imposteremo dei pneumatici duri al sesto giro, potrebbe andare molto ma molto bene. La strategia carburante la potremo lasciare anche in queste condizioni, non voglio azzardare niente ovviamente di imprevedibile, quindi possiamo addirittura iniziare la gara con una sosta al sesto giro, dei pneumatici morbidi con l'integrità del 100% fin da adesso. Bene, allora vediamo un po' se abbiamo salvato il tutto. Ok, strategia carburante prudente, pneumatici duri, inizio gara morbidi, perfetto. Allora vi ricordo che il nostro caro Pastor Maldonado si ritrova sempre di fronte a noi. Adesso faremo cantare il nostro 8 cilindri proprio in questi primi metri di partenza. Dobbiamo sicuramente ottenere vantaggio nei primi giri, perché saremo molto ma molto più competitivi del nostro caro amico. Eccoci all'interno della nostra 15ª posizione, Vettel 14esimo, eccolo lì con la sua Red Bull, Maldonado davanti a noi, vediamo se possiamo far cantare il nostro motore. 5 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio dell'India. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza, Maldonado pole di resta, Vettel tenta un passaggio all'interno ma è costretto a rimanere nella sua scia. Anche Bergman davanti a noi, attenzione anche la Ferrari di Felipe Massa, vediamo se possiamo trovare un passaggio un po' all'esterno, addirittura alcuni piloti si ritrovano sullo sporco. Attenzione Raikkonen e Rosberg davanti a noi, vediamo se possiamo trovare un passaggio attraverso questa dura curva a gomito. Ancora Hamilton davanti a noi, vediamo un po' quello che possiamo fare. Si tenta il sorpasso, gomma contro gomma, sono troppo vicini, attenzione, si avvicinano tantissimo, ma la Williams è più veloce, riesce a sorpassarlo dalla parte destra. Attenzione che abbiamo anche Michael Schumacher davanti a noi. Il serpentone si è evoluto come potete ben vedere. Attenzione adesso in questa prima fase se si riesce a sorpassare il tedesco, che è costretto ad andare fuori pista, ma grande sorpasso della Williams, riesce a conquistare la terza posizione dietro a Mark Webber a un distacco di circa 7 decimi di secondo. Attenzione adesso nel secondo settore, il più complicato, uno dei più difficili nella storia della Formula 1. Attenzione adesso nella sezione delle due curve, dove ritroveremo anche la nostra forza di gravità al centro del collo. Continuiamo, ecco la nostra curva che si restringe, date un'occhiata soprattutto alla grande quantità soprattutto di detriti che si depositeranno come dire, al termine della nostra gara. E ancora continua Michael Schumacher dietro di noi al quarto posto e a circa 2 decimi di secondo. Mamma mia, attenzione, siamo un attimino sconcentrati, vediamo di riprendere le forze. Ancora Michael Schumacher tenterà un sorpasso all'esterno, è costretto a rientrare scia. Attenzione, si arriva al terzo settore con la Williams al terzo posto, eccolo Michael Schumacher insieme a tutto il suo serpentone. Dobbiamo riprendere Mark Webber dopo questo primo giro, un pochino di errori nel secondo settore. Vediamo di continuare, abbiamo ancora il carburante al massimo, la sosta tra un paio di giri, quindi vediamo di stare attenti. Button settima posizione, Michael Schumacher a ben un secondo di distanza e ancora Alonso continua a mantenere la prima posizione con la Ferrari. Fa cantare ovviamente il cavallino come dire impennato. Adesso vediamo se possiamo conquistare magari la seconda posizione superando Mark Webber. Vi ricordo che all'interno del secondo giro avremo la possibilità di utilizzare la nostra ala mobile posteriore. Intanto un po' di KERS ci serve nelle ripartenze per distaccarci da Michael Schumacher, l'esperienza, il tedesco che appunto, guardate un po' della partenza che ha fatto, mamma mia. La 13ª posizione era ovviamente il nostro obiettivo principale, ma ci ritroviamo ben 10 posizioni avanti per quanto riguarda il nostro obiettivo pre-gara. Vediamo di continuare adesso nel secondo settore. Potete vedere che il secondo settore è uno dei settori più complicati e appunto
Su questo secondo settore ho basato il mio assetto, proprio perché l'acceleratore, come dire, va usato a tavoletta. Giocare con l'acceleratore è appunto una delle chiavi principali per affrontarlo nella maniera migliore, visto che ovviamente il freno viene utilizzato poco e appunto niente in questa seconda fase del nostro circuito, visto che le curve ovviamente hanno bisogno di una velocità intermedia piuttosto che una velocità a bassi regimi. Vediamo di continuare adesso nuovamente nel terzo settore, vediamo se possiamo combinare qualcosa di diverso. Intanto Mark Webber continua ad andare come un treno, riusciamo a migliorare qualcosa. Adesso ci ritroviamo a 3 secondi dal nostro pilota attenzione, oh maledizione, siamo usciti un attimo fuori pista, vediamo di continuare, dobbiamo recuperare, maledizione. Abbiamo ancora Michael Schumacher al quarto posto, 1.36 come miglior giro, dobbiamo attendere solo il momento giusto per raggiungere il nostro caro pilota. Mamma mia, vediamo di continuare, però ancora sono a vista, eccoli davanti a noi. Allora vediamo un po', il DRS è stato abilitato, vedremo adesso di non consumare tutto il carburante disponibile, adesso ritorneremo nella miscela normale, vediamo adesso di distanziarci quanto basta da Michael Schumacher per continuare nella maniera migliore. Abbiamo ancora un bel po' di energia cinetica conservata. Intanto Mark Webber attacca Fernando Alonso probabilmente all'esterno, si ritrovano molto vicini, forse assisteremo a un sorpasso qualche metro più avanti, ci ritroviamo davvero molto lontani da Michael Schumacher, possiamo anche non sforzare la macchina per adesso, utilizziamo un po' di carburante normale, attendiamo qualche particolare errore avversario. Vediamo un po' Michael Schumacher molto lontano da noi, siamo riusciti a ottenere grande vantaggio, siamo all'inseguimento dei due piloti più veloci in pista, potete vedere che nel primo settore siamo davvero molto competitivi. E maledizione, attenzione, si perde un po' di aderenza, ma devo concentrarmi, maledizione. Ecco che probabilmente Michael Schumacher avrà guadagnato qualcosa, abbiamo perso ben 2 secondi, vediamo di continuare. Eccoci, abbiamo ancora le gomme molto fresche, molto ben compatte, quindi è strano che facciamo errori di questo genere. Vediamo un po' per quanto riguarda la loro integrità, perfetto, dobbiamo solo raggiungere la velocità di crociera, come dire, per andare nella maniera migliore. Avanti che ce la facciamo, siamo al terzo giro e stiamo facendo una gara fantastica. Ancora Michael Schumacher è riuscito a raggiungerci per gli innumerevoli errori che siamo riusciti a effettuare appunto in questa prima fase del circuito. Ancora dietro di noi a 4 decimi di secondo, intanto 7 secondi appunto il nostro avversario, ovvero Mark Webber davanti a noi, ed eccolo ancora Michael Schumacher, soprattutto tenterà il sorpasso a breve. Eccoci nel terzo settore, adesso avrà la possibilità di utilizzare il DRS, sono tutti molto vicini, sia Michael Schumacher che Jenson Button dietro di noi. Adesso nel terzo settore, vediamo un po', eccoci, stiamo migliorando, vediamo di andare nella maniera migliore. Eccola appunto dietro di noi, casco rosso e Michael Schumacher, vediamo quello che riesce a fare, utilizziamo la nostra miscela carburante ed eccolo che tenta il sorpasso alla nostra destra. Vediamo un po' se riusciamo a rientrare scia. Mamma mia, una grande accelerazione della Williams permette la difesa da parte del tedesco. Adesso probabilmente nella sezione del DRS tenterà il sorpasso, dobbiamo evitare questo particolare contatto, però siamo molto vicini, vediamo di superarlo in accelerazione. Eccolo sempre dietro di noi, vediamo se possiamo guadagnare qualcosa, è molto vicino alla nostra posizione, probabilmente potrà utilizzare l'ala mobile posteriore e l'attiva ed ecco che si avvicina, maledizione, è molto vicino, mannaggia, vediamo di arrivare direttamente alla curva. Perfetto, ci siamo salvati, la nostra ancora di salvezza, vediamo di continuare nella maniera migliore. Ok, 1.32, 305 come miglior giro. Ancora Jenson Button si ritrova a 2 posizioni appunto dietro di noi, abbiamo migliorato parecchio, molto bene. Potete vedere che nei primi giri ho avuto, come dire, un attimo di smarrimento per quanto riguarda le prime curve, però adesso ci stiamo riprendendo nella maniera migliore. Vediamo di continuare. Ancora nel secondo settore Van Helgen cerca di essere competitivo, abbiamo le gomme un po' usurate, queste gomme morbide a queste velocità si usurano in maniera davvero concreta, quindi dobbiamo cambiarle nella maniera più rapida possibile. Ok, vediamo di continuare, spero che le gomme dure resistano ben 9 giri, però saranno progettate, come dire, per resistere abbastanza, quindi sicuramente non avremo problemi con la sosta al sesto giro. Vediamo di continuare, con un po' di sovrasterzo si riesce a sfuggire a un terribile testacoda. Intanto ancora Michael Schumacher dietro di noi, proprio come un mastino inferocito incollato ai nostri scarichi. Adesso vediamo di gestire il carburante sempre nella maniera migliore, perché sicuramente abbiamo consumato un bel po' di litri, abbiamo ancora 4 giri in più. Adesso vediamo di tenere a bada un po' il nostro serbatoio. Abbiamo recuperato 2 secondi per quanto riguarda il giro precedente, abbiamo perso un po' di tempo per quanto riguarda il nostro Mark Webber, ma ciò non importa, dobbiamo essere sempre più competitivi. Attenzione che lo scontro continua tra Mark Webber e Alonso per la prima posizione. Mamma mia, proprio cerchiamo di conquistare almeno la terza posizione, un altro bel podio potrebbe essere fantastico per la nostra scuderia in queste gare, come dire, di fine stagione. Ancora Michael Schumacher dietro di noi, probabilmente tenterà il sorpasso, ma è molto lontano per attivare il DRS, siamo riusciti a distaccarlo di circa un secondo e qualcosa, molto bene. Attenzione che Jenson Button potrebbe essere davvero una sorta di trappola, perché si ritrova davvero molto vicino ai piloti, come dire, per l'attivazione
l'attivazione del DRS potrebbe colpirci nel momento in cui effettuiamo qualche errore. Anche Pastor Maldonado riesce ad arrivare nella top 10, come potete ben vedere, magari conquisteremo qualche altro punto per la classifica costruttori. Adesso nel secondo settore, questa volta grande vantaggio di Van Helgen, riesce ad affrontare le curve nella maniera migliore. Questo circuito è davvero non è uno dei miei preferiti, però è uno dei più complicati presenti all'interno di Formula 1, soprattutto per l'usura dei pneumatici che avviene solitamente. Allora vediamo di continuare, siamo riusciti a migliorare ancora per quanto riguarda 7 decimi di secondo. Dannazione, si perde un attimo un po' di aderenza, si sporca il pneumatico anteriore sinistro. Vediamo di continuare adesso nel terzo settore, ancora Michael Schumacher a 2 decimi di secondo, tenterà soprattutto un sorpasso. Abbiamo l'intero serpentone dietro di noi che tenterà soprattutto la mossa azzardata nel momento in cui effettueremo qualche errore. E ancora la grande maggioranza dei piloti entra ai box insieme a Maldonado, Jenson Button, e continuiamo sempre con il nostro Michael Schumacher dietro di noi. Dobbiamo essere adesso molto veloci in questo giro, vedremo di utilizzare adesso la nostra miscela carburante veloce. Dai che ce la facciamo a tutta manetta, abbiamo ancora del KERS disponibile, dobbiamo evitare il sorpasso di Michael Schumacher. Avanti sicuramente Fernando Alonso e Mark Webber non si sono fermati, questo potrebbe essere dietro di te a meno di un secondo di distanza. Potrebbe cercare di sorpassarti azionando il DRS. Maledizione, Michael Schumacher potrebbe utilizzare il DRS, però in questo giro dobbiamo essere particolarmente veloci per recuperare sia il nostro Jenson Button che Pastor Maldonado. Michael Schumacher guadagna davvero tantissimo vantaggio grazie all'ala mobile posteriore, guadagna davvero tantissimi chilometri orari, ed ecco che ce l'abbiamo sempre incollato al nostro posteriore. Ma ancora Van Helgen nel secondo settore, adesso è in ritardo di solo 4 millesimi di secondo, vediamo quello che riesce a fare. Eccoci molto vicini al secondo settore, mamma mia, vediamo quello che riusciremo a fare. Siamo addentrati nella sezione della curva numero 5 e 6, molto difficili, eccole affrontate nella maniera migliore adesso nel curvone che va a restringersi. Vediamo se possiamo giocare con l'acceleratore, dobbiamo andare a tavoletta, forza che ce la facciamo, aumentiamo il gas, forza, andiamo, benissimo. Attenzione che ancora ritroviamo i nostri meccanici che ci affermano che il pit stop è pronto, dobbiamo solo avviarci verso il nostro muretto Williams. I pneumatici sono abbastanza usurati, soprattutto quelli posteriori, vediamo adesso di sfruttare il tutto nella maniera migliore. Altri piloti entrano soprattutto ai box, dobbiamo cercare di stare attenti, vediamo di andare con calma, perfetto, attenzione, eccoci direttamente nel muretto dei box Williams, vediamo un po', ed ecco che entra anche Michael Schumacher, speriamo di essere più veloci di lui. Eccolo dietro di noi, entra addirittura anche il pilota precedente, ci sono meccanici Lotus, meccanici McLaren, ed ecco i meccanici Williams al centro appunto dei garage. Vediamo un po' se riescono a cambiare tutto nella maniera migliore, vediamo un po', 2 secondi, 3 secondi e 30, riusciamo a uscire prima di Michael Schumacher. Paul Di Resta settima posizione, passa anche Bergen alla nostra sinistra, vediamo se riusciamo a recuperare. Attenzione, il nostro ingegnere ci avrà affermato che abbiamo completato la sosta nella maniera migliore, i pneumatici sono molto freddi, potete dare un'occhiata alla loro temperatura, sicuramente sono stati usciti adesso dal freezer, dobbiamo un po' riscaldarli. Attenzione che è molto dura girare con questi pneumatici adesso. Ok, andiamo a tutta manetta. Jenson Button è passato, come dire, potremmo avere problemi a colmare il distacco durante questo stint. Sicuramente il nostro ingegnere ci ha detto che potremmo avere dei problemi a colmare il distacco, quindi sicuramente dobbiamo essere competitivi in questo giro che abbiamo appunto davanti. Vediamo un po' di andare nella maniera migliore, andiamo, forza, questa volta l'abbiamo affrontata un po' più larga questa curva. Utilizzerò ancora la miscela carburante massima in questo giro perché devo essere molto rapido, soprattutto nei confronti degli altri piloti. Ok, attenzione, speriamo che le gomme reggano tutti questi giri, vediamo di andare. Ok, 3 secondi, il nostro Michael Schumacher è riuscito a ottenere un ritardo davvero molto elevato, quindi dobbiamo evitare che ci raggiunga. Eccolo appunto dietro di noi adesso nella curva, come dire, eccola qui davanti a noi, vediamo di raggiungerla alla massima velocità. Forza, con queste gomme è davvero molto dura raggiungere il nostro risultato. Vediamo di continuare, 1,24, 1,25, abbiamo rallentato ancora un altro po' nel secondo settore, vediamo di recuperare adesso nel terzo, e ancora si continua, si perde un po' di aderenza in questa dannata curva. Potete vedere intanto la nostra le molle, come dire, rigide, come ci permettono appunto di subire questi danni nel momento in cui si beccano i cordoli, quindi dobbiamo stare ancora molto ma molto più attenti. Vediamo di continuare, adesso si passa al muretto dei box, vediamo quello che riusciamo a combinare. Attenzione, numerevoli piloti si ritrovano appunto alla fermata, vediamo se possiamo ottenere il passaggio, andiamo a tutta forza, vediamo un po', abbiamo qualche pilota che sta continuando a uscire, mamma mia, e si riesce finalmente a completare il nostro giro, come dire, il nostro grande spin. Ci ritroviamo all'8° posto, sicuramente qualcun altro ancora si dovrà fermare. Sul nostro obiettivo pre-gara. Vai avanti
avanti così fino alla fine. Perfetto, ci ritroviamo al quarto posto. Paul di Resta è riuscito a sorpassarci. Sicuramente dovrà fermarsi perché non mi sono accorto appunto della sua sosta. Forse dovremmo chiedere qualche informazione al nostro ingegnere, però non credo che ci risponderà nella maniera migliore. Forse qualcun altro ancora dovrà fermarsi. Però siamo all'ottavo giro, a metà gara, la stiamo concludendo in maniera davvero onoraria. Siamo riusciti a ottenere una grande partenza. Se riuscissi a ottenere qualche altro secondo in più in qualifica, magari riuscirei a partire da una posizione migliore. Se riuscissi a partire da una posizione migliore magari otterrei dei risultati fantastici, magari una bella prima posizione potrebbe essere un risultato fantastico per la nostra scuderia, quindi nelle prossime gare vedrò di impegnarmi ancora di più, ma questa difficoltà, ragazzi, vi assicuro che è molto difficile perché i piloti sembrano davvero delle macchine che non sbagliano neanche un colpo. È davvero molto difficile fargli effettuare qualche errore. Comunque la 15ª posizione è stata, come dire, ottima per l'assetto che sono riuscito a conquistare con la Williams. Davvero sono soddisfatto dei risultati appena adesso ottenuti, quindi il quarto posto potrebbe essere più che soddisfacente nonostante innumerevoli errori che abbiamo effettuato appunto nei primi giri. Come probabilmente siamo una delle auto più veloci in pista, come ci dice appunto il nostro ingegnere, quindi possiamo essere fieri, però io voglio il terzo posto. Qualcuno probabilmente è entrato ai box adesso, vediamo quello che combina. Sicuramente al muretto della pit lane non ci sarà nessuno, vediamo un po' se è vero. Ecco, infatti probabilmente non si sarà fermato nessuno, dobbiamo continuare il nostro inseguimento verso il nostro Paul di Resta, che è molto veloce, va all'inseguimento di Fernando Alonso, che non è molto lontano quanto sembra. Credevo che fosse lontano 20-30 secondi, invece appena 10 secondi. Ok, vediamo di continuare, che abbiamo ancora Perez dietro di noi, potrebbe conquistare la quarta posizione, quindi cerchiamo di essere competitivi al massimo. Il nostro carburante è ancora nella miscela 2 normale, vedremo utilizzare i 3 giri disponibili in più, soprattutto al 12° giro, per essere ancora più competitivi. E ancora Van Helgen nel secondo settore, vediamo quello che riesce a fare. Quest'oggi la Williams davvero grandiosa in questo fantastico Gran Premio. Probabilmente il nostro pilota starà impazzendo di caldo lì dentro con quel casco, ci saranno più o meno 30 gradi e riusciamo a recuperare 2 decimi di secondi in più, che sono fondamentali per aumentare il vantaggio sul nostro Paul di Resta, anzi sul nostro Perez, che si ritrova proprio dietro di noi, incollato proprio come una cozza appiccicosa al nostro alettone posteriore. Attenzione, si va un attimino sullo sporco, si perde qualcosa e Paul di Resta sicuramente tenterà il sorpasso a breve. Vediamo di continuare, eccolo appunto dietro di noi, sicuramente tenterà il sorpasso. Dobbiamo difenderci nella maniera migliore, dai che ce la facciamo, dobbiamo reggere ancora 2 giri perché ha, come dire, impostato il carburante al massimo. Andiamo, vediamo se riusciamo a fare del nostro meglio. Ok, ancora Perez, quinta posizione, adesso sicuramente tenterà il sorpasso con il DRS attivo, dobbiamo mantenerlo sempre entro il secondo. Forza che abbiamo una grande trazione, che riusciamo a farcela. Eccola appunto dietro di noi, avanti che ce la facciamo, benissimo. Dobbiamo sicuramente ottenere il meglio su Jenson Button, vediamo di chiuderla all'esterno, vediamo se riesce a passarci alla nostra sinistra. Eccolo Perez che tenta il sorpasso sulla Williams, 1 contro 1, gomma contro gomma, ma è costretta a rientrare nuovamente in scia per la grande accelerazione, soprattutto per la grande reattività della nostra autovettura. Abbiamo rallentato un po' per quanto riguarda il giro precedente, non stiamo facendo un'ottima gara quest'oggi qui in India, a Nuova Delhi, però come dire, la quarta posizione cercheremo di mantenerla. Ancora 10° giro, 5 giri alla fine. Perez è sempre più arrabbiato che mai, tenterà di soffiarci il quarto posto, ma io non credo che la Williams resterà a guardare. Quest'oggi i giornalisti, come dire, acclameranno il nostro Van Helgen se riuscirà a portare a casa questo quarto posto, che è fondamentale per essere più competitivo nella classifica costruttori. Vediamo di continuare, chissà dove è finito il nostro caro Pastor Maldonado. Eccolo lì, facciamo 4 conti, sarà forse alla 10ª, 12ª posizione guardando appunto la nostra mappa. E ancora nel secondo settore, la zona maledetta, come dire, il nostro fiume delle insidie. Vediamo se riusciamo a raggiungere il meglio. Andiamo, e soprattutto la nostra auto con questo alettone, come dire, troppo basso, non riesce ad affrontare queste curve nella maniera migliore, però in rettilineo riusciremo sicuramente a ottenere una grande velocità massima che ci permetterà di avere un grande distacco. Questo Gran Premio andava affrontato, come dire, con un carico aerodinamico medio. Io invece ho impostato un carico aerodinamico davvero molto basso per sfruttare i rettilinei davvero nella maniera migliore. Invece forse avrei fatto una scelta migliore se avessi scelto, come dire, il nostro alettone un pochino più alto. Magari in quel secondo settore sarei riuscito a ottenere qualche secondo in meno. Ok, vediamo di continuare. Sicuramente Perez è ancora dietro di noi, abbiamo un intero serpentone che ci segue. Date un'occhiata alla grande quantità di piloti che cerca soprattutto il quarto posto. Paul di Resta ancora deve effettuare il pit stop, grande notizia che arriva dai nostri cari meccanici, forse dovrà, come dire... Non perdere la concentrazione. Ah, ecco
eccolo, non ho dato un'occhiata al muretto dei box. Paul Di Resta ha optato a una strategia davvero molto importante, una delle strategie migliori da adottare in Formula 1. Ha scelto di impostare i pneumatici morbidi per recuperare alla fine ed è quello che si è fermato. Infatti mi sembrava strano, ci ritroviamo nuovamente al terzo posto e ancora Perez dietro di noi alla quarta posizione. Tenterà soprattutto un grande sorpasso nel momento in cui effettueremo un errore, soprattutto nel secondo settore. Ancora 11° giro, abbiamo ancora tanto carburante da utilizzare soprattutto nelle ultime fasi del circuito. Siamo riusciti a migliorare di qualche millesimo e siamo ancora 3 decimi in avanti per quanto riguarda il nostro Perez. Vediamo di essere più competitivi possibili in questo secondo settore. Mamma mia, non credevo che Paul Di Resta si fermasse, invece una sosta all'11° giro. Sarà partito con le gomme dure, eccolo perché, come dire, ha guadagnato la terza posizione in quelle condizioni. Davvero un'ottima strategia, però certo nei prossimi 4 Gran Premi tenterò anch'io qualche azzardo, perché sicuramente voglio aumentare il distacco su Jenson Button e quindi magari una bella strategia carburante aggressiva, qualche sosta un pochino azzardata, magari con qualche pneumatico morbido a fine gara potrebbe starci. Quindi nei prossimi Gran Premi, magari nel Gran Premio americano oppure nel Gran Premio del Brasile, vedremo di combinare qualcosa di diverso dal solito cambiamento gomme dure e morbide. Magari ci sarà qualcosa di divertente che ci farà magari vincere la nostra gara. Comunque quest'oggi non sta andando tanto male, adesso stiamo recuperando davvero molto. E come dire, il terrore è stato nei primi giri di gara che abbiamo ottenuto qualcosa in meno, abbiamo effettuato qualche errore, siamo usciti fuori pista, comunque sono normali all'interno della Formula 1, però adesso ce la stiamo cavando in maniera davvero grandiosa. Adesso stiamo... alle sue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza, sta cercando di raggiungerti. A quanto pare Perez non si accontenta della sua quarta posizione, vuole utilizzare tutto il carburante a disposizione, ma anche noi abbiamo una grande scorta di carburante. Potete vedere che nel settore appunto del rettilineo riusciamo a ottenere davvero una velocità impressionante anche senza DRS e guadagniamo davvero tanto vantaggio sul nostro caro Perez. Ancora si continua nel secondo settore, Van Helgen adesso all'uscita dell'ultima curva, vediamo quello che riesce a fare, diamo un'occhiata al nostro tempo, sicuramente siamo riusciti a migliorare qualcosa, 5 decimi di secondo in meno, 21 secondi il nostro caro Webber, ci ha distanziato parecchio, mamma mia. Non so ragazzi se avete visto il Gran Premio precedente, qualcuno di voi anche me l'ha domandato, ovvero il Gran Premio che è avvenuto qualche settimana fa. Mamma mia, non so se l'avete visto, però davvero un grande lavoro di Raikkonen, davvero è mancato pochissimo prima che arrivasse, come dire, al primo posto. Se ci fosse stato qualche millesimo in meno, come dire, avrebbe avuto l'opportunità di attivare il DRS, quindi superare Vettel e raggiungere la prima posizione. Mi sembra che era il Gran Premio di Silverstone se non sbaglio, davvero anzi di Germania, un Gran Premio al Nürburgring, infatti un Gran Premio fantastico, l'ho seguito appunto dal primo all'ultimo giro. Mi è piaciuta davvero la prestazione di Raikkonen con la Lotus, davvero una carriera fenomenale, una gara fantastica, davvero una cosa impressionante. Intanto torniamo quest'oggi nuovamente in India, si ottiene davvero un vantaggio di 6 decimi di secondo per quanto riguarda il giro precedente, siamo riusciti a ottenere anche il vantaggio di 1 secondo sul nostro Perez, l'abbiamo davvero allontanato per quanto riguarda il terzo settore, siamo riusciti a migliorare le nostre prestazioni in precedenza e ancora 13° giro. Potete vedere che nel momento in cui si sfrutta al massimo il nostro carburante con la miscela elevata, davvero allontaniamo, come dire, qualsiasi minaccia appunto dal nostro posteriore. Vediamo di continuare di salvarci le chiappe in questi ultimi 2 giri. Adesso cercheremo di non spompare troppo la nostra autovettura, perché sicuramente ci ritroviamo al terzo posto e non dobbiamo cercare nessun azzardo. Quindi vedremo di completare questo 13° giro con il carburante al massimo. Abbiamo recuperato anche un altro decimo di secondo, ci stiamo avvicinando a Mark Webber, mamma mia, forse un doppiato. Vediamo un po', ritroviamo un'altra autovettura qui davanti a noi, forse sarà qualche doppiato delle ultime file, perché lo stiamo raggiungendo, mamma mia. Vediamo di continuare, adesso daremo un'occhiata all'integrità delle gomme, la pressione dei freni, anzi come dire, la temperatura delle gomme va molto ma molto bene, anche la temperatura delle gomme posteriori molto ma molto bene. Adesso daremo un'occhiata, dannazione, c'è il pneumatico posteriore destro che ha qualche problema, cerchiamo di stare attenti, non vorrei scoppiare in questa ultima fase del circuito. Al terzo posto, mamma mia, e ancora Perez riesce a guadagnare qualcosa in questo terzo settore, mamma mia, 1.32.305 come miglior giro ed eccolo dietro di noi. Maledizione, probabilmente tenterà il sorpasso, sicuramente sarà un doppiato questo ragazzone che abbiamo davanti a noi. Vediamo di continuare, ancora, eccolo Perez dietro di noi, tenterà il sorpasso, è molto vicino, attenzione, molto ma molto vicino, utilizzerà certamente il KERS, eccolo, e tenta il sorpasso all'esterno, 1 contro 1, è costretto nuovamente a rientrare in scia. Mamma mia, che finale di gara, si lotta per la terza posizione, per il podio, per la medaglia di bronzo, mamma mia.
Si continua, attenzione, forse sarà un doppiato, non vorrei che creasse qualche dannato problema, maledizione. Vediamo di continuare, abbiamo ancora un bel po' di KERS, cerchiamo di entrare magari nel secondo dell'autovettura che abbiamo davanti per utilizzare il DRS, è troppo lontano e Perez sicuramente potrà utilizzare l'ala mobile posteriore, la attiva, guadagna diversi chilometri orari, si avvicina davvero spedito come un proiettile ed eccolo all'esterno ed è costretto nuovamente a rientrare. Vediamo se riusciamo a passare questo doppiato, non ho capito neanche chi fosse. Petrov, 24esimo posto, mamma mia, Petrov aveva effettuato una gara fantastica, aveva iniziato il campionato, come dire, in maniera fantastica, però adesso, come dire, forse in questa gara è stata un po' sfortunata, ha ottenuto un punteggio negativo e lo ritroviamo al 24esimo posto. Però intanto Jenson Button si ritrova nelle ultime file e questo ovviamente è una cosa positiva, ultime file, più o meno ottavo, nono posto, e questo davvero è un grande risultato per quanto riguarda la Williams. Adesso ancora Perez, la gara non è finita ragazzi, c'è ancora tensione sul dorso di Van Helgen che, come dire, ha il collo a pezzi per tutto questo stress che ha vissuto per colpa di Perez ancora attaccato al suo alettone posteriore, seguito anche da Michael Schumacher. Mamma mia, abbiamo peggiorato di 7 decimi di secondo, sono andato un pochino più piano, abbiamo ancora 2 giri di carburante da spremere al massimo. Potrei scegliere magari una strategia del carburante normale all'interno della prossima gara, visto che arriviamo sempre a fine gara con tanto carburante in più. Sì, forse potrebbe essere l'idea migliore. Ragazzi, fatemi sapere per quanto riguarda ovviamente il prossimo campionato, se avete intenzione di vedere magari un altro campionato in compagnia sempre del nostro caro Van Helgen, magari all'interno di un'altra scuderia, perché sicuramente accetteremo un'altra offerta, magari arriveremo in casa McLaren, e potrebbe essere davvero un'ottima opportunità. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate per quanto riguarda il prossimo campionato, visto che siamo ormai agli sgoccioli per quanto riguarda questo campionato. Mi piacerebbe davvero tanto farvi vedere un nuovo campionato al di sopra di una nuova macchina e magari sfidare la nostra casa principale, la nostra casa madre, ovvero la Williams stessa. Attenzione che Perez, mentre noi parliamo qui di progetti futuri, cerca di approfittarsene al 15esimo giro, quando ormai, come dire, tutto è compiuto, però non bisogna perdere la concentrazione. Vedete, abbiamo sempre 2 giri in più di carburante, quindi magari all'interno del prossimo Gran Premio sceglieremo la strategia di carburante come dire, normale, per evitare quindi di non essere troppo appesantiti alla partenza. Ok, ancora si continua nel secondo settore, mamma mia, un grande vantaggio per adesso di Mark Webber e Fernando Alonso, che probabilmente si saranno combattuti il primo posto. Adesso al termine di questa curva darò un'occhiata, eccolo, vince Fernando Alonso con la sua Ferrari, mamma mia, grande risultato, la Ferrari davvero sta andando alla grande. Stefano Domenicali avrà qualcosa da dire soprattutto a fine gara nei riguardi di questo fantastico campione. Miglior giro di Fernando Alonso, 1.30.519 con gomme dure, davvero una prestazione strabiliante. Siamo riusciti a migliorare di un secondo per quanto riguarda la nostra prestazione precedente. Fernando Alonso vince il Gran Premio di Nuova Delhi, ovvero il Gran Premio dell'India, seguito da Van Helgen. Perez, attenzione che Perez ancora dietro di noi a una decina di secondi, sono troppo vicini, ma Van Helgen riesce a conquistare la terza posizione alzando i pugni al cielo. Maldonado 16esimo, Jenson Button, nonostante sia partito dal sesto posto, ha perso ben 6 posizioni arrivando nelle ultime file. Vediamo un po' cos'è il nostro ingegnere da dire davanti appunto al nostro grande risultato. Posto, congratulazioni, hai conquistato 15 punti. 15 punti per la nostra scuderia, come potete ben vedere siamo riusciti a ottenere il podio. Siamo come dire arrivati con un netto svantaggio nei riguardi di Mark Webber proprio per i primi giri. Purtroppo gli errori ci hanno consentito di perdere davvero il grande distacco che c'era tra Mark Webber e ovviamente la Williams. Nei primi 3-4 giri ho effettuato davvero tantissimi errori, soprattutto nel terzo e nel secondo settore, perdita di aderenza e soprattutto perdita di stabilità. Però negli ultimi giri ci siamo rifatti, a fine gara siamo riusciti a guadagnare davvero tanto. Come potete vedere Felipe Massa è riuscito ad arrivare al settimo posto, seguiti da Sergio Perez, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Grosjean e Nico Rosberg. Come potete vedere il nostro caro Lewis Hamilton era al terzo posto, è riuscito a perdere davvero tantissimo. Vediamo di continuare, allora vediamo cosa succede nella classifica costruttori. Sei al terzo posto nella classifica piloti. Ci siamo avvicinati ragazzi addirittura a Lewis Hamilton, 215 punti contro 200. La classifica si fa calda, emozionante e soprattutto molto piccante per i prossimi Gran Premi. Nei prossimi 3 Gran Premi ci sarà soprattutto da lavorare tantissimo e da sudare 7 camicie per raggiungere, come dire, il nostro podio preferito, ovvero la seconda posizione potrebbe essere davvero fantastica. Un secondo posto con la Williams sarebbe davvero una cosa grandiosa. Quindi i prossimi 3 Gran Premi saranno sicuramente i più duri, i più ardui per raggiungere ovviamente il nostro secondo posto. Per la classifica costruttori ci ritroviamo al quarto posto, vicini alla Red Bull. Magari riusciremo a raggiungere
raggiungere la terza posizione, che davvero a vista d'occhio a 10 punti. Quindi ragazzi, si prospetta una terza posizione per il campionato costruttori e una seconda posizione per il campionato piloti. Cercate di augurarmi buona fortuna per le prossime 3 gare. Intanto Van Helgen esce, come dire, vincitore dalla sua monoposto in compagnia della Ferrari e soprattutto della grande Red Bull di Mark Webber, che riesce a rialzare, come dire, il morale della Red Bull e portarlo a 10 punti in avanti sulla Williams. Grande vittoria, soprattutto saluti ai meccanici e a tutti quelli che ci hanno sostenuto. Van Helgen pensa all'anno prossimo, una fonte vicina al pilota di Formula 1 sostiene che già stia pensando cosa fare per l'anno prossimo. Secondo la fonte ci sono già trattative in corso per assicurarsi che Edward Van Helgen abbia una vettura per la prossima stagione. E intanto Michael Schumacher riesce a soddisfare le teorie della propria scuderia, sorpassando il proprio compagno di scuderia, e la Ferrari al settimo cielo a Maranello staranno festeggiando per la grande vittoria di Alonso. Sir Frank Williams è entusiasta per il podio di Van Helgen, tutti i piloti puntano alla vittoria, ma se il primo posto non è possibile, allora l'obiettivo diventa classificarsi tra i primi 3 e ovviamente salire sul podio è una grande vittoria anche per la scuderia stessa. Siamo riusciti a guadagnare anche tanti punti per quanto riguarda il rango, l'esperienza, e arriva anche un'offerta per la Williams. Spizzichiamo un attimino e arriva il contratto della McLaren. Hai ottime notizie, abbiamo appena ricevuto un'offerta dalla McLaren da Martin Whitmarsh. Ho dato un'occhiata, saresti il pilota numero 1, mi sembra un'offerta da considerare seriamente. Team One Bonus Name mi ha detto che hanno bisogno di una risposta entro il seguente Gran Premio, San Paolo. Ragazzi, abbiamo la nostra offerta che abbiamo sognato per tutti i mesi all'interno qui di Formula 1 2012. Abbiamo il contratto con la McLaren, ovviamente abbiamo, come dire, l'opportunità di scegliere la nostra stagione successiva entro il Gran Premio di San Paolo, però io non riesco ad aspettare fino al Gran Premio di San Paolo e accetterò proprio quest'oggi qui in diretta l'offerta appunto con la nostra McLaren, sostituendo il nostro Jenson Button. Ed ecco che accettiamo quest'oggi, domenica 28 ottobre, il contratto con la nostra McLaren per essere competitivi anche il prossimo anno. Se accetti l'offerta non potrai più negoziare alcun contratto per il prossimo anno. Vuoi accettare l'offerta? Annulliamo un attimo per essere sicuri. Offerta di contratto della McLaren Mercedes e sicuramente accetteremo il nostro contratto. Eccolo qui con la McLaren Mercedes. Il prossimo anno Van Helgen correrà con i colori, come dire, grigio verdino, e quindi sicuramente ci lanceremo verso il successo magari all'interno di questa nuova scuderia. Le email, informazioni: il prossimo Gran Premio di Asmarina, molto bene, vediamo un po', 310, ci sarà addirittura forse pioggia, contratto firmato e consegnato. Volevo farti sapere che ho fatto un salto alla sede della McLaren e gli ho lasciato una copia firmata del contratto, è andato tutto bene, correrai ufficialmente per loro nella prossima stagione. Organizzeremo una riunione e ovviamente organizzeremo il tutto. Mamma mia che emozione, l'usura dei pneumatici sarebbe minima a Nuova Delhi, perfetto, quindi sicuramente abbiamo guadagnato molto. I dati di gara ovviamente per la prossima stagione, il podio ovviamente è stato fondamentale per la nostra Williams e soprattutto ci complimenta, ovviamente ci offre le congratulazioni Sir Frank Williams. Quindi ragazzi, arrivati a questo punto con 3 Gran Premi al termine della nostra avventura, fatemi sapere che cosa ne pensate per quanto riguarda la nuova carriera. Io ho davvero tanta voglia di effettuare un nuovo campionato, ovviamente insieme a voi, sempre se vi farà piacere, in compagnia di una nuova casa, come dire, una nuova scuderia. Magari all'interno della McLaren vedremo quello che riusciremo a fare, una casa degna di nota, magari riusciremo anche a vincere il campionato, come dire, anche la classifica costruttori. Entreremo nel vivo delle azioni. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, magari i vostri pareri, le vostre critiche tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo al prossimo Gran Premio. Ciao a tutti ragazzi dal vostro Edward Van Helgen.